1600 anni dalla nascita di Venezia, sicuramente una data mitica, forse non proprio esatta al giorno o all'anno, però sicuramente un momento da ricordare. 25 marzo 421. 1600 anni fa, con la consacrazione della chiesa di San Giacometo, a pochi passi da dove circa 700 anni dopo sarebbe stato edificato in legno il primo ponte di Rialto, viene fatta convenzionalmente risalire la nascita di Venezia. E domani, dalle 10:45, in diretta dalla Basilica di San Marco, Antenna 3 trasmetterà la Santa Messa officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia per i 1600 anni di Venezia. Una manifestazione solenne per celebrare una città unica. Certo, su quella data di nascita non c'è certezza storica, ma la certezza c'è invece sul fatto che le varie generazioni di chi si rifugiò in laguna per sfuggire alle ondate barbariche che imperversarono dal V secolo diedero vita ad una storia straordinaria sotto ogni punto di vista: politico, culturale, artistico, architettonico e commerciale. Venezia compie 1600 anni e rimane una città unica e irripetibile nel mondo, che sarà celebrata con numerose iniziative. Mette in evidenza come questa comunità nasca come una repubblica in mezzo ai regni, agli imperi, ai barbari, ai bizantini, cioè ai poteri forti. Poteri forti, tra i quali Venezia si ritagliò un posto di primo piano anche come primo ordinamento repubblicano moderno. Un tale esempio di democrazia da diventare modello quando, come ha ricordato il presidente della regione Luca Zaia, nel 1786 gli Stati Uniti inviarono a studiarlo una commissione di cui erano membri i padri della Costituzione americana Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Ma gli esempi sull'influenza di Venezia sono innumerevoli. Persino la parola italiana più conosciuta e usata al mondo è il saluto veneziano ciao, o il carattere che rappresenta dovunque l'era digitale, la chiocciolina, era già usato dai mercanti della Serenissima per indicare la misura in anfore.